Calabria terra d'accoglienza, a Taverna ha siglato un protocollo d'intesa per l'avvio di progetti SPRAR con il placet del ministro dell'Interno Marco Minniti. Dopo l'ok del Consiglio di Stato tutto è pronto nelle città di Rossano e Corigliano per il referendum consultivo per la fusione dei due comuni. Domani seggi aperti, l'appello dei primi cittadini, Mascaro e Geraci. Il ministro De Vincenti all'Unical per l'incontro promosso dagli economisti, parla di sviluppo ma boccia la seconda ZES in Calabria. La pubblica amministrazione salda in ritardo le fatture, le imprese in Calabria aspettano in media 98 giorni per i pagamenti, peggio solo il Molise dove l'attesa è di 107 giorni. Riaperto questa mattina il ponte di Celico, il Cannavino percorribile in entrambe le direzioni. Sorpresi mentre preparavano un colpo ai danni di una banca di Corigliano, i carabinieri arrestano 6 persone. Tendopoli di San Ferdinando, sorvegliata speciale, riunione operativa in vista della nuova stagione agrumicola, controlli sanitari più stringenti. Nasce Destinazione Cosenza, progetto sul turismo, obiettivo rendere sempre più attrattiva la città. In Serie C, primo brindisi del Cosenza al Marulla, che supera per 2-1 il Bisceglie, quarto risultato utile di fila per il Rende che batte la Paganese, pareggia in trasferta la Regina. Buonasera e benvenuti al TG10. Apriamo con una notizia che riguarda proprio la Calabria come terra d'accoglienza. A Taverna è stato siglato un protocollo d'intesa per l'avvio di progetti SPRAR con il placet del ministro dell'Interno Marco Minniti. Vediamo. Il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma la Calabria dimostra ancora una volta l'attitudine all'accoglienza. È arrivato a Taverna il ministro dell'Interno Marco Minniti per testimoniare quanto il governo centrale appoggi fermamente le politiche di accoglienza integrata, basate su progetti portati avanti insieme agli enti locali che prevedono anche iniziative di integrazione e avviamento al lavoro. E proprio per migliorare il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale attraverso l'adesione dei comuni alla rete SPRAR è stato siglato un protocollo d'intesa sottoscritto a Villaggio Mancuso dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella nella qualità di coordinatrice delle prefetture regionali, dal presidente regionale dell'Associazione dei Comuni Italiani Gianluca Callipo e dal presidente della regione Mario Oliverio, oltre che dal ministro Minniti, e che rappresenta l'ultimo atto di un'attività di sensibilizzazione sulla tematica dell'accoglienza diffusa che ha portato all'adesione di un numero notevole di enti locali. Sono numeri sinceramente impressionanti, 190 comuni che hanno aderito, 140 che hanno già sottoscritto. Io mi auguro che attraverso un processo di emulazione si possa andare ancora oltre queste cifre, tuttavia le cifre sono molto importanti. Noi oggi facciamo un passo straordinario importante nella direzione di una cooperazione tra lo Stato nazionale, i poteri locali, le realtà comunali. Vedendovi con le fasce tricolori, produce una certa emozione, qui c'è l'Italia, qui c'è la Calabria, c'è qualcosa di molto importante e di molto profondo. Posso tuttavia trasmettervi un messaggio di cui io sono profondamente convinto. Oggi noi firmiamo un patto per l'accoglienza diffusa, ma vorrei trasmettervi un'altra idea, e cioè l'idea mia da Ministro dell'Interno che sto cercando di realizzare, è quella di pensare i sindaci come gli interlocutori naturali del governo nazionale. Sono 194 i comuni che hanno aderito al progetto, di cui 140 già firmatari. I numeri sono confortanti, ma l'accoglienza, ha sottolineato lo stesso Minniti, non è un business, ma un dovere di un grande paese sul quale nessuno può lucrare. Quello delle migrazioni, comunque, resta un fenomeno nonostante la curva degli arrivi sia in diminuzione, che esiste e che deve essere governato e non lasciato alla spontaneità e all'improvvisazione. Con questo protocollo siamo arrivati a 194 comuni che aderiscono al sistema SPRAR, quindi quasi oltre la metà dei comuni che sono sostanzialmente, noi abbiamo 405 comuni, quindi è un bel risultato, porterà anche dei benefici ai territori perché c'è anche una ricaduta a favore delle popolazioni con una serie di
benefici stabiliti dalle normative e anche da questo protocollo, che prevede anche un progetto per una task force che aiuti i comuni in questa attività. E proprio a margine della firma del protocollo d'intesa il prefetto Luisa Latella fa sapere che nella settimana prossima saranno commissariati per presunte infiltrazioni mafiose i 4 centri di accoglienza della provincia di Catanzaro. L'ha reso noto appunto il prefetto, che non ha fornito ulteriori elementi, rinviando tutto appunto alla prossima settimana. Cambiamo adesso argomento. Seggi aperti domani dalle 8 alle 21 a Corigliano e Rossano per il referendum indetto per la fusione tra le due città dello Ionio Cosentino. Cittadini chiamati ad esprimersi in un clima molto teso, con i sindaci delle due comunità divisi sulla validità del progetto e dunque sulle indicazioni di voto. Vediamo il nostro servizio. Incerto fino all'ultimo giorno, non solo per il risultato, come è giusto che sia, ma anche per lo stesso svolgimento. Il referendum per la fusione tra Corigliano e Rossano, soltanto a poche ore dall'apertura dei seggi, ha avuto il via libera definitivo dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che chiedevano la sospensione della consultazione referendaria e l'annullamento dell'intero iter procedurale. Così come aveva fatto il TAR il 22 agosto scorso, anche il Consiglio di Stato ha negato la sospensiva e dunque domani, dalle 8 alle 21, si voterà e, terminate le operazioni di spoglio delle schede, si conoscerà la volontà della gente delle due grandi cittadine di fondersi in un'unica realtà. In questi mesi il dibattito è stato acceso, talvolta incandescente. Favorevoli e contrari sono affrontati senza esclusione di colpi, infondendo negli elettori dubbi e perplessità sull'una o l'altra tesi. L'esempio più calzante della diversità di vedute, il faccia a faccia tra i primi cittadini, andato in onda sulla nostra rete nella trasmissione condotta dal direttore Attilio Sabato. Vi riproponiamo gli appelli finali di Giuseppe Geraci e Stefano Mascaro. Una ragione per sostenere il sì, siamo in chiusura, una ragione, flash, rapidissima. Futuro, speranza, prospettiva, alla luce, senza buio. Una ragione per il no? Il no perché non abbiamo nessuna base seria su cui fondare questa fusione. Adesso il ministro De Vincenti all'Unical arrende per l'incontro promosso dagli economisti. Parla di sviluppo ma boccia la seconda ZES in Calabria. Vediamo. Esiste ancora una questione meridionale, quanto affermato dal ministro De Vincenti questa mattina proprio nell'aula magna dell'Università della Calabria nel corso della riunione annuale della Società degli Economisti. Più mezzogiorni e all'interno però di dati ancora non confortanti emerge la voglia, il riscatto della Calabria che negli ultimi anni cresce più delle altre regioni. Bisognerà consolidare questi risultati perché in passato ci fu un ampliamento del divario fino al 2013, ci fu un ampliamento del divario rispetto al centro-nord, la crisi ha impattato più pesantemente sul mezzogiorno, la crisi del 2008, quindi dobbiamo consolidare i risultati che abbiamo cominciato a vedere per poter consentire al Mezzogiorno di recuperare pienamente i livelli pre-crisi di PIL e occupazione e poi di ridurre il divario dal centro-nord. In platea i responsabili di Un'Industria Calabria, il ministro racconta di essere assediato dalle emergenze sulla richiesta della seconda ZES in Calabria avanzata dai sindaci di Catanzaro, Lamezia e Vibo. Risponde così. Al centro della ZES ci deve essere un porto cosiddetto core, un porto di rilievo europeo. In Calabria il porto di rilievo europeo è Gioia Tauro. Perché il Sud è in ritardo? È la domanda da cui si è partiti nel confronto tra mondo della ricerca e mondo della politica. L'obiettivo è disegnare le strategie di sviluppo. La pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo le imprese fornitrici di beni e servizi. In Calabria l'attesa è di ben 98 giorni, peggio solo il Molise, dove gli imprenditori devono aspettare ben 107 giorni per i pagamenti. L'analisi è di Confartigianato, vediamo. L'attesa delle imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione è ancora molto lunga, già perché il problema dei tempi biblici dei pagamenti degli enti pubblici non è affatto risolto. C'è un decreto legislativo, il 192 del 2012, che fissa i termini per i pagamenti nelle transazioni con la pubblica amministrazione, 30 giorni, derogabili in alcuni casi a 60, ma in molte aree del Paese i ritardi continuano ad essere allarmanti e l'Italia continua ad avere il record negativo in Europa
introdotta per il maggior debito commerciale della pubblica amministrazione verso le imprese fornitrici di servizi. Questa volta è un'indagine di Confartigianato a stilare la graduatoria e ancora una volta la nostra non è tra le regioni virtuose, anzi pensate, in Calabria si arriva a 98 giorni. Peggio solo il Molise, dove i tempi di pagamento arrivano a 107 giorni, una media ben lontana dalle aree del bel paese dove le fatture vengono saldate molto ma molto prima, come la provincia autonoma di Bolzano, dove l'attesa è di soli 36 giorni. Per quanto riguarda le province, gli imprenditori subiscono i peggiori ritardi a Catanzaro, con 111 giorni di attesa, non va meglio a Vibo Valentia, dove bisogna aspettare in media 110 giorni, mentre a Reggio Calabria l'attesa è di 105 giorni. Per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, il 46,9% degli enti non salda le fatture entro il termine dei 60 giorni stabiliti dalla legge. Sfuggono ai termini di legge anche gli enti pubblici che gestiscono imposte e contributi, come l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Equitalia. C'è ancora molto da fare, dunque, per garantire alle imprese il diritto ad essere pagate nei tempi stabiliti dalla legge. Le attese sono ancora molto, troppo lunghe e ciò crea enormi difficoltà alle aziende che a volte rischiano di chiudere non per debiti ma per troppi crediti nei confronti degli enti pubblici che pagano con enormi ritardi. Ed ora una buona notizia che riguarda soprattutto la viabilità, perché è stato riaperto questa mattina il ponte di Celico. Il Cannavino è percorribile in entrambe le direzioni. Vediamo. Ore 12:40 i mezzi dell'ANAS lasciano il Cannavino. Dopo 4 mesi di disagi riapre il ponte, gli ultimi controlli degli ingegneri e il collaudo, diciamo così, anche del sindaco di Celico. La riapertura però era prevista per ieri. Cosa ha causato il ritardo? Hanno dovuto verificare le piastre perché ci sono stati dei sbalzi termici nella notte e quindi è stata utilizzata una resina particolare che deve permettere con delle ore ad asciugarsi, niente di che. Ci siamo e sono contento, sono felice, un problema in meno per tutta la comunità, vedremo, sarà costantemente monitorato, comunque è stato migliorato il comfort veicolare, è stato messo in sicurezza, perlomeno queste sono le informazioni che mi sono state date. Non dovrebbero esserci problemi. Però sarà un'apertura a step, prima il traffico sì, leggero. Già da lunedì passeranno pure i pullman, quindi oggi e domani ci saranno personale dell'ANAS che verificherà appunto solo il passaggio del traffico leggero veicolare e poi si passerà ai mezzi pesanti. Anche se tra un mese, sindaco, si richiuderà in modo parziale. Sì, quando arriveranno le nuove piastre, ma non creerà disagio. Solo le 12:55 quando sul ponte arriva il traffico, seguita dall'auto dell'ANAS e una Panda, la prima a percorrere in direzione Cosenza il ponte. E adesso parliamo della tendopoli di San Ferdinando, che è una sorvegliata speciale in attesa della nuova stagione agrumicola, disposti controlli sanitari più stringenti. Vediamo. In vista della stagione agrumicola e della raccolta delle arance e i controlli presso la tendopoli di San Ferdinando, gli stanziamenti di immigrati a Rosarno si fanno più stringenti. Infatti, su convocazione del commissario straordinario del governo, Andrea Polichetti, si è svolta nei giorni scorsi presso il comune di San Ferdinando una riunione per la verifica e l'aggiornamento degli interventi di vigilanza sanitaria e di supporto agli immigrati presenti sulle aree comunali previsti nel protocollo operativo in materia di accoglienza ed integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro. Nel corso della riunione sono state condivise le attività messe in campo dall'ASP e le modalità di intervento di ciascuna associazione finalizzata ad agevolare l'accesso degli immigrati presenti sull'area territoriale di San Ferdinando, come quella ai servizi sociali e sanitari territoriali, e a monitorare lo stato di salute dei medesimi. In particolare, d'intesa con l'ASP di Reggio Calabria, anche in previsione di un nuovo flusso di migranti che sull'area territoriale di San Ferdinando e Rosarno, in coincidenza con l'inizio della campagna di raccolta agrumicola, verranno rinforzate le misure a tutela dello stato di salute degli stranieri extracomunitari, adottando nuove misure per la profilassi immunitaria che sarà somministrata con la collaborazione del comune di San Ferdinando e di Rosarno in luoghi prossimi alle aree interessate. Pertanto le associazioni coinvolte supporteranno in base alla propria programmazione di attività le iniziative di vigilanza sanitaria e di assistenza
assistenza generica alla persona, di mediazione linguistica per l'accesso ai servizi sanitari, nonché di sensibilizzazione dei migranti alla scrupolosa osservanza delle regole comportamentali di convivenza comunitaria all'interno dei siti. Adesso parliamo di cronaca perché è stata sgominata una banda di rapinatori a Corigliano Calabro nel Cosentino. In 6 sono stati arrestati dai carabinieri. Il gruppo stava per mettere a segno un colpo ai danni di una banca, sequestrati diversi arnesi atti allo scasso. Vediamo. Ecco il materiale sequestrato dai carabinieri di Corigliano Calabro alla banda di ladri sgominata oggi alle prime luci dell'alba. Arnesi atti allo scasso, guanti, torce, passamontagna, rice trasmittenti che il gruppo, composto da 6 persone, voleva utilizzare per il colpo da mettere a segno i danni di una banca in località Cantinella. Ad insospettire però i militari un'auto ferma davanti all'istituto di credito. All'interno dell'abitacolo alcuni individui che armeggiavano con diversi attrezzi. Così i carabinieri si sono avvicinati per effettuare un controllo, ma l'auto si è allontanata a forte velocità. Ne è nato un inseguimento per le strette vie di Corigliano, poi la vettura ha imboccato una strada senza uscita. I 6 hanno continuato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati e ammanettati. Sono 4 baresi e 2 rossanesi, tutti pluripregiudicati. Dai controlli effettuati è emerso che l'auto aveva una targa alterata che non corrispondeva al telaio della stessa. Le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari vanno avanti per accertare se la banda sia la stessa che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi furti ai danni di esercizi commerciali e uffici postali della zona. Cambiamo ancora argomento, rivoluzione nell'approccio turistico della città dei Bruzzi. È nata Destinazione Cosenza grazie all'aiuto di un esperto internazionale. Vediamo. Nasce Destinazione Cosenza, un progetto sul turismo messo in campo dall'amministrazione comunale e finalizzato a rendere sempre più attrattiva la città. Cosenza cambia, non è mai stata una città a vocazione turistica, oggi diventa una destinazione turistica, è questo che vogliamo portare avanti, su cui abbiamo già lavorato in questi anni e che adesso vogliamo implementare. Noi crediamo che il turismo possa essere una ricchezza per il territorio, non solo per la città di Cosenza, ma dovrebbe essere per tutta la Calabria, una ricchezza che si traduce in maggiori opportunità di lavoro e di occupazione, soprattutto per i giovani. Questa è una città che diventa sempre più attrattiva, oggi abbiamo moltissime presenze in più, tutti vogliono venire a Cosenza, vengono operatori anche ad aprire esercizi commerciali, vengono le grandi firme, vengono i brand che a livello nazionale sono riconosciuti. Oggi dobbiamo puntare ad un turismo appunto anche di qualità, quindi vogliamo coinvolgere gli operatori, vogliamo far sì che il turismo attraverso la valorizzazione dei luoghi che noi stiamo facendo nella città devono generare ricchezza. Solo in questo modo possiamo cambiare il dato negativo che c'è nei nostri territori, che c'è nel sud Italia, in Calabria. Il progetto prevede una serie di incontri per 3 mesi con gli operatori turistici del territorio e con gli altri stakeholder del settore per mettere a punto e definire un percorso in attesa della seconda edizione del Forum del Turismo in programma nel mese di gennaio 2018. Gli incontri avranno anche carattere formativo per quanti intendano intraprendere una professione o un'attività nel campo dell'accoglienza e della promozione turistica. Sarà un momento di incontro con tutti gli operatori, ma anche di formazione, di scambio, quindi non solo di analisi ma anche di formazione per arrivare poi ad una vera e propria strategia, a un vero e proprio piano in cui tutti consapevolmente spingeremo verso quello che è il turismo, non solo come promozione e valorizzazione ma anche come fattore di sviluppo economico. Il coordinatore del progetto, Josef Jark, uno tra i massimi esperti europei di marketing turistico, ha presentato i risultati molto incoraggianti dell'analisi di Destination Reputation di Cosenza. La città Bruzia piace, i turisti sono in sensibile aumento e tra gli attrattori, dopo le cose da vedere, è Alarico a suscitare interesse. Il progetto Destinazione Cosenza è volto a far sì che la città possa diventare sempre di più un luogo dove i turisti scelgono di venire e non più una meta solo di passaggio. Per questo è necessario incrementare la promozione di Cosenza soprattutto su internet, che è il canale di ricerca scelto dall'85% dei viaggiatori. Restiamo a Cosenza, parliamo di Salus Fest, l'evento dedicato alla salute e al benessere dei cittadini promosso dal Comune. Vediamo.
La salute e il benessere sono gli argomenti principe del Salus Fest, il festival che si sta svolgendo a Cosenza, promosso dall'amministrazione comunale. Tanti gli argomenti che si stanno affrontando nei diversi convegni di studio. Oggi è la volta della proposta di far diventare Cosenza una vera città della salute e anche da lontano pensano che sia una bella idea e apprezzano quanto fatto finora. Sono felice che un sindaco come Occhiuto abbia una visione degasperiana, cioè pensi a quello che è il futuro che si potrà vedere fra 20-30 anni, perché quello che le voglio dire è che nel 2050 è previsto che il 65% della popolazione vivrà nelle grandi città. Questo sicuramente porterà a dei mutamenti, dei cambiamenti di stile di vita e le amministrazioni come Cosenza che decidono di anticipare nel tempo, anzi di diventare paladine e protagoniste in quelle che saranno delle scelte future delle amministrazioni sono importanti. Aggiungo un particolare, la prossima settimana sarò a Houston al convegno con le 15 città più grandi del mondo in rappresentanza dell'ANCI e del Comitato delle Regioni dove l'Italia ne fa parte e porterò proprio questo bel esempio italiano di Cosenza perché è la dimostrazione che bisogna partire dal piccolo. Tra le curiosità del festival uno spettacolo teatrale incentrato sulla sana alimentazione e la presenza di tanti giovani nello staff impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Tu di che scuola sei? Cosa avete fatto in questa occasione? Siamo del liceo scientifico Enrico Fermi di Cosenza e abbiamo appunto attuato il progetto dell'alternanza scuola-lavoro insieme all'Orsa Marketing e Comunicazioni e abbiamo appunto visto come si progetta sia dalla progettazione che dalla realizzazione appunto di un evento che è quello di oggi del Salus Fest che appunto riguarda le regole del benessere per lo stile di vita. Soddisfatti? Sì, abbastanza. Ed ora all'Istituto Nautico di Pizzo per il tradizionale battesimo del mare, vediamo. Al Nautico di Pizzo la tradizionale cerimonia del battesimo del mare che coincide con l'inaugurazione dell'anno scolastico e mette al centro l'accoglienza ai ragazzi che per la prima volta si affacciano a questa realtà didattica. Coordinata come sempre da Vito Boraggina, la cerimonia ha rappresentato l'occasione per mostrare a studenti, genitori e alle numerose autorità presenti le potenzialità di un istituto che ancora oggi può rappresentare un buon trampolino di lancio per la carriera marittima. Una giornata di festa ma anche di progettazione per questo istituto che negli anni grazie alle professionalità che qui si esprimono, si è ritagliato un ruolo di primo piano tra gli istituti nautici in Italia. L'inaugurazione dell'anno scolastico qui al Nautico è sempre un momento importante, ma quest'anno segna anche un passaggio in più. Finalmente siamo riusciti a completare l'apertura della piscina. La piscina che per tanti anni non si riusciva a portare a termine, oggi è una realtà per noi e per i nostri ragazzi perché diventa un momento importante, perché loro che si devono iscrivere a Gente di Mare hanno la possibilità di apprendere la voga e il nuoto. In piscina si può fare con più facilità rispetto che sul mare, anche perché in inverno non è facile entrare con le barche e allora questa attività di nuoto e voga la possiamo fare benissimo nella piscina. Quindi un ulteriore arricchimento di quella che è la proposta formativa e didattica di questa scuola che rimane una delle poche nel sud Italia. Sì, senz'altro è una bellissima realtà, una struttura con oltre 10.000 metri quadri, con dei laboratori eccezionali dove noi riusciamo a realizzare i corsi per comandanti e direttori di macchine. E da qui a poco ne inizieremo un altro, quindi arrivano da tutta Italia nella nostra scuola per affrontare questi corsi. È già gente esperta, gente navigata che ha diversi anni di imbarcazione. Parliamo adesso di calcio, perde per 5-0 il Crotone, invece parlando proprio della Serie C iniziamo con gli anticipi di questo pomeriggio, prosegue il filotto di risultati utili consecutivi del Rende che a Lorenson cala il poker battendo di misura la Paganese, una gara dominata dai padroni di casa che sbloccano il risultato, lo avete appena visto dalle immagini, grazie alla rete di Rossini nella ripresa, poco lucidi e accorti
i campani che pagano i troppi errori sotto porta. La squadra di Trojani sale a 14 punti in classifica in piena zona playoff. Torniamo in studio perché c'è stato anche un altro anticipo, quello della Regina, sabato positivo anche però per gli Amaranto che tornano a casa con un punticino da Monopoli. I calabresi partono subito forte, mettono in difficoltà i pugliesi e sbloccano il risultato, lo avete visto appena adesso, con Marino al 36esimo. Il Monopoli però non ci sta e al primo affondo riporta la gara in parità con il gol di Genchi 2 minuti più tardi. Lo vedremo proprio fra pochissimo, questo è il replay appunto del gol di Marino al 36esimo. Fra pochissimo vedremo proprio questo gol di Genchi che riporta in parità il Monopoli. Finisce 1-1, un punticino importante per la Regina che comunque insomma torna a casa con un punto importante. Adesso invece diamo la linea a Gianluca Pasqua che ha seguito per noi il Cosenza con il Bisceglie. Grazie Anna, l'altra calabrese giocherà lunedì sera il posticipo con il Trapani. Il Cosenza intanto riprende il Marulla con una vittoria importante, pesantissima, in un momento molto delicato. E infatti vediamo le immagini subito girate al San Vito Marulla con il Cosenza che è partito un po' a rilento ma è riuscito poi a prendere piede e a portarsi in vantaggio con il gol di Loviso sul calcio di rigore. Questo è il Cosenza che entra in campo, maglia rosso-blu a strisce orizzontali per i lupi, maglia bianca invece per la squadra pugliese che parte bene approfittando appunto dell'approccio difettoso da parte dei rossoblù, ancora vittime dei fantasmi del San Vito Marulla. Cosenza che poi si sveglia, in particolare con Statella che nel primo tempo si è fatto vedere in un paio di circostanze, poi ha dato il meglio di sé nella seconda parte della partita con delle accelerazioni importanti. Ma questa è una delle fasi cruciali del match, con Mungo che viene atterrato da Petta in area di rigore. Sul dischetto si presenta Massimo Loviso, l'ex Bologna, Crotone, riesce a vincere le resistenze del portiere del Bisceglie e a trovare il gol del vantaggio, un gol importante che ha sbloccato il Cosenza. Quindi Loviso contro Crispino e la rete dell'1-0 per il Cosenza. Esulta Loviso e va a esultare, un segnale forte questo sulla panchina con i giocatori che sono rimasti fuori e poi in conferenza stampa dirà è importante fare gruppo, fare squadra, bisogna costruire una squadra importante come è da nomi, ma bisogna sicuramente fare di più rispetto a quello che si è fatto finora. Questo è il gol di Loviso sul calcio di rigore, partita che riprende con la reazione da parte della squadra ospite che trova il pareggio con Petta, calcio di punizione dalla sinistra e lo stacco di Petta che beffa Saracco, preferito a pedina per questi 90 minuti, con il doppio palo e la rete. Il pareggio, esultano i 31 tifosi del Bisceglie presenti a San Vito Marulla. Rivediamo lo stacco di Petta a centro area con la parabola letale per Saracco che prova a tuffarsi ma non riesce a impedire il gol del pareggio. Cosenza che riordina le idee, trova subito una conclusione, Calamai per Statella, il diagonale che si spegne fra i guantoni di Crispino. Zavettieri capisce che la sua squadra sta soffrendo ma poi si riprenderà e infatti metterà in difficoltà in qualche circostanza il Cosenza. Cosenza che nel secondo tempo dà il meglio di sé, ecco lo Statella impegnato sulla destra, il cross verso il centro, Mendicino gira a rete ma non è preciso sotto porta, ancora una incursione di Statella, qui Crispino riesce a liberare, calcio d'angolo, ci sarà una serie importante di corner e poi da qui con il passaggio di Statella, Mendicino per Mungo che segna il gol del 2-1, il sorpasso del Cosenza con la seconda rete di Domenico Mungo, sempre uno dei più brillanti, il migliore in campo per il Cosenza, meriterà anche il top 11 di Eleven Sports e il premio da parte dei giornalisti locali che hanno premiato la sua brillantezza. Ecco il passaggio di Statella per Mendicino, avversato da Crispino, riesce però a servire Mungo che mette alle spalle del portiere del Bisceglie. Ancora un calcio d'angolo, qualche occasione d'oro con il colpo di testa di Mendicino e poi Statella che non riesce a ribadire in rete e poi questo calcio di punizione di Lugo Martinez che mette i brividi al San Vito Marulla con 1600 circa tifosi presenti, davvero pochi per questa sfida importante di un Cosenza che non è più ultimo e chiude con Partipilo che va in area e Saracco lo blocca così al 95esimo
un minuto in più di recupero rispetto ai 4 assegnati, l'arbitro decreta la fine delle ostilità e per il Cosenza è un sospiro di sollievo. Grazie Gianluca, adesso una notizia che riguarda noi e che contiene 92.000 grazie, tanti quanti sono i calabresi che preferiscono la nostra rete quotidianamente e che ci hanno fatto raggiungere il traguardo della TV più vista in Calabria. Nel ringraziarvi vi mostriamo lo spot che vedrete in onda sulla nostra rete nei prossimi giorni, vediamo. Teleuropa Network, prima TV locale in Calabria. 92.137 contatti netti a settembre 2017. Teleuropa Network, un impegno quotidiano per una crescita costante. E adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Il prolungato periodo anticiclonico Mite subirà a breve un'interruzione. Un minimo depressionario indotto da un affondo di aria più fredda di origine nord-atlantica sul Mediterraneo centrale scivolerà lungo l'Adriatico in direzione della Grecia. Nel suo percorso riuscirà a convogliare aria umida dal Mar Tirreno, apportando un moderato peggioramento del tempo sui settori occidentali della nostra regione nella serata di domenica. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, dal tardo pomeriggio sera intensificazione della nuvolosità sui settori tirrenici, specie del Cosentino, dove giungeranno piogge moderate, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature in lieve calo nei valori massimi a causa di una maggiore copertura nuvolosa. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti occidentali ovunque moderati, con mare poco mosso il Tirreno tendente a mosso in serata, poco mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Grazie, è tutto, io ringrazio Michele Cava in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.